Il Festival Villeggendo è un festival nato nel 2015 su iniziativa di Antonio Prando, poi con Gianluigi Coltri e altre persone hanno iniziato a fare degli eventi in ville e borghi storici, prima nel Vicentino e poi si è allargata sul territorio. Il significato è quello di portare grandi autori, grandi nomi che altrimenti non sarebbero arrivati in comuni magari più piccoli rispetto ai capoluoghi o i comuni più blasonati, portare grandi nomi e anche delle novità sul territorio dal punto di vista culturale, fruendo appunto di tutti i grandissimi beni culturali e storici che sono presenti sul territorio, come dicevo, borghi, ville, piuttosto che teatri, piuttosto comunque tutti gli elementi storico-culturali. Questa iniziativa ha avuto un grandissimo successo, tanto che adesso stanno aderendo alcuni comuni e si vede proprio il lavoro fatto assieme tra amministrazioni comunali, chiaramente con gli organizzatori, ma anche con il mondo imprenditoriale, il mondo dei proprietari delle ville venete. Quindi diciamo il significato che sottende è proprio che questo contagio culturale porta a collaborare, porta a diffondere cultura sul territorio e porta anche i comuni a stare assieme, gli amministratori a lavorare assieme. Abbiamo sentito nella presentazione anche di alcuni comuni che magari si sono proprio fusi, hanno avuto un processo di fusione tra comuni nel tempo e per cui questa cosa dello stare insieme, del lavorare assieme sicuramente aiuta sia sotto il profilo culturale ma anche dal punto di vista amministrativo. Quest'anno arriveremo alla fine, almeno nel programma abbiamo superato i 30 eventi programmati. Potrebbe anche essere qualcuno di più perché stiamo pensando a qualcosa di chiusura che non sarà letterario ma sarà musicale, a parte. Tanto è vero che abbiamo creato l'app volutamente per mantenere aggiornati gli spettatori su eventuali spostamenti di sede ma anche su offerte last minute, come si dice, cioè se c'è l'autore che è improvvisamente disponibile, abbiamo la collaborazione di una villa piuttosto che di un comune, facciamo l'evento in 448, così anche l'altra sera è venuto uno scrittore Galliano che non era nel programma, non è nel programma, ma l'abbiamo colto al volo e grazie a un'amministrazione attiva l'abbiamo subito collocato. Questa settimana abbiamo una novità già domani con Nikolaj Lilin, il suo libro La guerra e l'odio, dunque si può capire anche su che temi tratta, è uscito ieri, quindi siamo non la prima ma la seconda presentazione che viene fatta pubblicamente con questo scrittore russo, però in Italia ormai da 20 anni. Cerchiamo di ospitare anche orientamenti molto diversi. Guardiamo ai libri in uscita, agli autori che hanno qualcosa da dire e poi cerchiamo appunto di combinare anche le serate. Insomma. Penso che la formula che è molto impegnativa è quella di essere itinerante, di cambiare sede, di arrivare anche dove non appunto arriverebbero certi autori, ci ha dato una credibilità e un seguito che oggi per esempio assicurano che siano gli stessi autori a dirci ma torno l'anno prossimo perché un altro libro in uscita è programmato e c'è questo proprio incontro tra pubblico, luoghi, manifestazione, libri, cultura, c'è veramente tanta roba.